Martedì 24 ottobre 2023, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM, dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, dai nostri studi in via Cavour 3 Belluno. Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine. Incominciamo con quella del Corriere delle Alpi. La notizia messa in primo piano riguarda il territorio del comune di Auronzo di Cadore, principalmente le Tre Cime di Lavaredo. Il casello delle Tre Cime da 3 milioni ad Auronzo. L'apertura stagionale della strada è agli sgoccioli, quest'estate passati 100.000 veicoli, il sindaco risorse fondamentali per l'ente, affronteremo il problema delle code. L'approfondimento di De Rosa a pagina 28. E la foto di copertina è invece dedicata alla visita di Malagoa Sedico per inaugurare il centro sportivo pista da bob, il Veneto penalizzato dal governo. Il Veneto è stato penalizzato da chi aveva onori e oneri di realizzare la pista da bob, ossia un'organizzazione del governo. Il presidente del CONI Giovanni Malagò era nel bellunese per l'impiantistica sportiva ad inaugurare le prime opere della cittadella di Sedico e per un sopralluogo al polisportivo di Belluno, ma le domande sono state tutte sulla pista da bob, di cui oggi si discuterà in Fondazione a Milano. L'approfondimento di Da Poiane dal Mas da pagina 24 a pagina 27. Il futuro delle terre alte, altro richiamo dalla prima pagina del Corriere delle Alpi, progetto di legge sulla montagna, primo via libera dei ministri. Il ministro Calderoli ha presentato un nuovo testo, previsti 100 milioni di euro annui. Santa Giustina, il passaggio a livello, nuovo incubo sulla statale 50. Dal 29 si riattiva il passaggio a livello di Formegan, dove è deviato il traffico della 50. L'approfondimento di Curto a pagina 21. Limana, malore in Costana, inizio turno, muore operaio di 55 anni, tragedia al reparto montaggio, vani tentativi di rianimare Valentino D'Inca. L'approfondimento di De Barba a pagina 25. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. In questo caso la notizia messa in primo piano è un ulteriore approfondimento alla situazione difficile del passaggio degli animali selvatici sulle strade bellunesi. Questo è il titolo a piena pagina. Ogni giorno un animale investito. Dopo gli ultimi 2 incidenti la provincia interviene. Abbiamo progetti per sovrappassi e sottopassi, ma mancano i soldi. L'approfondimento di Scarton a pagina 3. E la foto di copertina ci porta a San Tommaso a Gordino, minacce social a un cacciatore 23enne, cervo ucciso, partono le denunce. Bambotto, il cervo ucciso pochi giorni fa a San Tommaso a Gordino, ed eccolo in un primo piano mentre visitava una abitazione della zona. L'approfondimento di Fontanive a pagina 10. Pedavena, furti in casa, patto comune carabinieri. L'approfondimento di Scarton a pagina 8. Auronzo, ancora mistero sulle cause dell'incendio, notizia che ha aperto l'edizione di ieri sia del Gazzettino sia del Corriere delle Alpi. L'approfondimento di Giuseppini a pagina 11. E anche il Gazzettino di Belluno dedica spazio al malore purtroppo mortale avvenuto nella fabbrica di Limana. Si sente male in fabbrica, muore operaio della Costana. I colleghi del primo turno, appena incontrati ieri mattina, aveva detto di non sentirsi bene e di avvertire un peso al petto e un senso di spossatezza. Gli hanno consigliato di fermarsi, di andare a casa, poi è crollato a terra. Chi gli era vicino ha cercato di rianimarlo, in pochi secondi è stato attivato il defibrillatore in dotazione al reparto della Costana di Limana, dove l'uomo, un 54enne, lavorava da una trentina di anni. In pochi minuti sono arrivati anche i soccorsi inviati dalla centrale del SUEM e alle manovre di rianimazione durate una ventina di minuti sono subentrati i professionisti. Alla fine il cuore del 54enne ha cessato di battere per sempre. L'approfondimento a pagina 7. Dal governo un piano contro lo spopolamento, incentivi alle aziende e tasse ridotte. L'approfondimento a pagina 12, l'approfondimento lo troveremo anche nell'edizione del Corriere delle Alpi. Spazio anche alla pista da bob di Cortina, che vuole chiarezza, basta con le voci. Paralimpiadi, la città non è ancora pronta per l'accoglienza. E ancora teatro comunale verso il sold out per Filippo Caccamo, porto la scuola sul palcoscenico. La mostra La preistoria al Museo Cazzetta richiama 10.000 visitatori. L'approfondimento a pagina 14. Calcio, meno grave del previsto l'infortunio di Caprioni. Dopo il primo capo stagionale la Dolomiti si prepara al Tour de Force di fine ottobre e novembre. Il forte attaccante salterà almeno 3 partite.
Questa dunque è la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Adentriamo il cesso interno. La prima notizia che troviamo a pagina 2 riguarda Cortina e la pista da Bob, la pista della discordia, progetto resuscitato, basta esternazioni, ora serve chiarezza. Il sindaco Lorenzi chiede meno voci e indiscrezioni e maggior concretezza, tagliare il museo e altri accessori per contenere i costi, resta ipotesi praticabile. Lorenzi, il sindaco di Cortina, aveva ancora qualche mossa pronta per la riunione odierna a Milano con il presidente veneto Luca Zaia. Abbiamo deciso di spingere comunque per concretizzare anche l'ultima opportunità di avere la pista nuova a Cortina. Se ci sarà un pertugio, noi ci infileremo. Spero che siano state fatte tutte le verifiche con i tecnici, così che questa sia una proposta concreta e non soltanto un indirizzo politico. L'unica cosa che chiedo è chiarezza in una direzione o nell'altra. Non se ne può più di queste continue esternazioni, spesso contrastanti. C'è una forte pressione in paese fra la nostra gente, ora c'è bisogno solamente di definire la situazione. Chiediamo che ci sia chiarezza e che qualcuno si prenda la responsabilità di dare la risposta definita, qualsiasi risposta sia. Rizzadore di Bob Club Cortina, si può pensare a strutture temporanee da smontare. Staremo quindi a vedere l'evolversi di questa situazione una volta che avremo un approfondimento riferito alla riunione che si svolgerà a Milano appunto nella giornata odierna. Nuovo campo sintetico ricolto ombelico sportivo della nostra provincia, notizia che ci porta al Sedico dove era presente il presidente del CONI Malagò. L'impianto a Sedico parte la futura cittadella dello sport. Ed ecco la notizia che ha aperto l'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno. Sovrappassi per cervi, non ci sono i soldi. Il presidente della provincia Padrin conferma l'esistenza di progetti per far attraversare le strade agli animali selvatici, ma hanno costi enormi. Nel corso del 2022 gli investimenti sono stati 352. Il consiglio è sempre quello di moderare la velocità. L'emergenza opere inutili e costose, in auto bisogna andare piano, questa è la dichiarazione del presidente dei cacciatori bellunesi Coleselli, il quale dice che è necessario moderare la velocità nei punti a rischio. Siamo a pagina 5, notizia che riguarda in questo caso l'associazione Bellunesi nel mondo, ABM in America, nuovi legami, una delegazione della Bellunesi nel mondo in Messico, Colombia, Perù e Brasile per incontrare gli emigranti. Il presidente De Bona, straordinaria avventura pensata anche per riscoprire le radici che ci collegano a queste terre. Messico, Perù, Brasile furono meta di tanti bellunesi che, partiti con le tasche piene di speranza, hanno cercato di là dell'oceano una vita migliore senza mai tranciare le radici, legami che ora una delegazione partita da Belluno rinverdisce con emozione. Il gruppo, formato non solo da bellunesi e guidato dal presidente dell'associazione Bellunesi nel mondo Oscar De Bona, è volato in Sud America proprio per abbracciare le nostre comunità, per sancire il gemellaggio con il comune di Soverzene e Cocaldo Sul, per la costituzione della nuova famiglia di Florianopolis, e con il sindaco Roberto Padrin verranno ricordati i 30 anni di gemellaggio tra Longarone e la città di Urussanga. E sempre in merito alla nostra immigrazione, purtroppo invece c'è un lutto. È morto Gianni D'Adeppo, era la memoria storica della tragedia di Matmark. Gianni D'Adeppo, memoria storica della tragedia di Matmark, è mancato oggi nella parrocchiale di San Giorgio a Domegge dalle 14:30. L'estremo saluto, aveva 90 anni e dopo breve malattia Gianni, per gli amici Pedino, è morto. Il suo nome era legato alla tragedia di Matmark, in cui il 30 agosto del 65 perirono 88 persone, di queste 56 erano italiane e 17 dalla provincia di Belluno. Una valanga di più di 2 milioni di metri cubi di ghiaccio seppellì i lavoratori. PD, appello PD, Partito Democratico, altra notizia che troviamo in questa pagina, dibattito politico di basso profilo. Ma continuiamo con pagina 7 del Gazzettino, purtroppo una tragedia avvenuta alla Costan, storica fabbrica del comune di Limana. Infarto alla Costan, muore a 54 anni, tragedia alle 7:15 al reparto in linea. L'uomo aveva detto di sentirsi male, poi si è accasciato. Vani i tentativi di strapparlo alla morte, in segno di lutto i lavoratori fermi per un'ora ad ogni turno. L'acqua, risorsa sempre più preziosa, l'iniziativa, notizia che ci porta in questo caso a Chiesa dal Pago, e ancora la mobilitazione. Siamo a Ponte nelle Alpi, emergenza sanità in provincia, serve un cambio di rotta subito. L'approfondimento è di Giovanni Santin.
E un ulteriore approfondimento ci porta invece tra Feltre e Pedavena, siamo a pagina 8, raid di furti più controlli dell'arma. L'amministrazione comunale di Pedavena ha già siglato un accordo con i carabinieri per intensificare le ronde. Negli ultimi giorni è stata particolarmente presa di mira via Tina Merlin, dove le case sono state messe a soqquadro. Grande preoccupazione tra cittadini e sindaci sui numerosi furti che in queste settimane sono stati messi a segno nella zona di Feltre e del Feltrino. Nello scorso fine settimana sono stati numerosi i colpi tentati o messi a segno, in particolare nella zona di Foene e del Pasquera a Feltre, oltre alla zona di via Tina Merlin e delle Poste a Pedavena. E sempre da Feltre, medici, Francesca Cassol lascia, arriva Flavio Vagliante. Il cambio avverrà martedì 31 ottobre. Sono interessati Alano, Feltre, Pedavena, Querovas e Seren. Rimaniamo a Feltre, Ponte delle Corde finalmente aperto, il restauro del viadotto che porta alla frazione di Villaga ora permetterà così un accesso facilitato ai residenti. Il sindaco Viviana Fusaro: è un onore essere qui perché da sempre siamo interessati all'intero territorio comunale. Fonzaso rassegna Dolomiti Hub, Mondivisioni sul palco. Tutte le informazioni le trovate sul sito di Dolomiti Hub. Basso Feltrino, fusione dei comuni, domenica e lunedì il referendum. Lacrime e denunce per il cervo Bambotto dopo l'uccisione a San Tommaso dell'ungulato di 7 anni adottato da una famiglia di Pecollo. L'opinione pubblica si divide. Pesanti le minacce nei social nei confronti del cacciatore. L'ex comandante Alberto Coleselli: gli animali vanno tutelati. L'onorevole Brambilla: è disgustoso, noi siamo profondamente indignati. Ed ecco il cervo Bambotto ucciso da un cacciatore a Pecollo di San Tommaso Gordino. L'opinione pubblica è divisa. L'approfondimento che ci porta da Auronzo, pagina 11 del Gazzettino di Belluno. Rogo a Tormede è un vero giallo. Per il momento né le indagini dei carabinieri né quelle effettuate dai vigili del fuoco stanno dando risultati certi, esclusi il malfunzionamento di una stufa, visto che era spenta, e anomalia all'impianto elettrico perché disattivato. Santo Stefano, Galleria Paramassi L'Aste, proroga chiusura notturna. E ancora Pieve di Cadore, Tabacchi, aperta a tutti la ferrata della Rescue Race. E adesso passiamo all'edizione del Corriere delle Alpi, addentriamoci al suo interno con le notizie riferite al territorio bellunese. La prima la troviamo a pagina 16, legge sulla montagna, c'è il via libera, garantiamo servizi essenziali e sviluppo. Il ministro Calderoli ha presentato il testo al Consiglio dei Ministri, 100 milioni di euro da aggiungere agli altrettanti dei Fosmit, previsti contributi, incentivi e sgravi a favore di scuola, sanità e lavoro. Berton, servono strumenti nuovi per superare tutte le emergenze. Questa è la dichiarazione della presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, Lorraine Berton. Primo passo, ma per fare bene le cose ci vorrebbero 2 miliardi all'anno. Stipendio bloccato alla ragazza cieca, come faccio con le mie spese? La storia di una donna che lavora al San Martino, il padre ha una condanna per peculato, mia figlia mi ha scagionato, viviamo insieme, per lei ci sarò sempre. Non si può privare una donna disabile della propria dignità per 20.000 euro, soldi spesi per lei, la mia colpa è non aver tenuto gli scontrini, confido nell'appello. Questa storia vi aspetta a pagina 17 del Corriere delle Alpi. Siamo a pagina 18, invece l'indagine di Lega Ambiente, meno bus e crollo degli utenti fanno precipitare il capoluogo. Belluno scende dal 3° al 10° posto nella classifica ecosistema urbano, restano buone le performance nel campo dei rifiuti, male le dispersioni idriche. E a proposito di autobus, corse destinate a saltare oggi sono ancora tante e interessano l'intero territorio bellunese. Le ispezioni speleologiche, incontro per i 30 anni del parco, l'appuntamento è per sabato alle 17.30 al Fulcis, si parlerà della grotta dei piani eterni. Siamo a pagina 19, il PD, basta giustificazioni, vanno riviste le deleghe, Noro, mancano coesione in giunta e maggioranza e il sindaco dov'è? Sull'asilo nido è evidente la mancanza di dialogo con gli uffici comunali. Altre notizie brevi che riguardano la politica bellunese del capoluogo, Azione Belluno a congresso, riflettori su Olimpiadi e sanità. L'incontro, un grande evento di atletica, è la promessa del CONI. Il presidente Malagò in visita ieri al polisportivo che presto sarà riqualificato, colpito dalla nuova pista e dal progetto per le tribune. Giudice di pace, non si è vaccinata, impugna la multa e le danno ragione. Una donna che rifiutò il siero Covid ha presentato ricorso, non toccava all'Agenzia delle Entrate notificare la sanzione. Notizia di spalle, solidarietà, AIL, un regalo per l'USL, un microscopio all'anatomia patologica.
Siamo a pagina 21, passaggio a livello a Formegan, tempi duri per chi usa la statale, notizia che interessa Santa Giustina, ma ovviamente tutte le persone che attraversano questo comune della Valbelluna. I test con la sbarra abbassata hanno provocato lunghissime file nei due sensi. Da domenica 29 Trenitalia riattiva la tratta, il sindaco Minella è molto preoccupato. L'inaugurazione, notizia che ci porta a Feltre, notizia che abbiamo trovato anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno, riaperto il ponte delle Corde che collega Villaga alla città. Continuiamo con pagina 23, fusione tra Lano e Querovas, chiamati alle urne 5.675 elettori, seggi aperti domenica e lunedì prossimi, il quorum fissato al 25%, per votare servono tessera e documento. Malagò benedice il polo dello sport, notizia che ci porta a Sedico, il presidente Coni inaugura le prime strutture, avete fatto squadra in modo esemplare tra pubblico e privato. La Dolomiti Bellunesi vede concretizzarsi il progetto che guarda a tutta la provincia. E anche il Corriere delle Alpi dedica spazio alla tragedia avvenuta alla Costa, un infarto appena iniziato il turno, muore operaio. Valentino Dinca, 55 anni, è spirato nonostante i tentativi di rianimazione. E rimaniamo a Limana, sia la sala esterna alla casa di riposo, approvato il progetto del primo stralcio di ampliamento, la sala polifunzionale nel cortile costerà 233.000 euro. Longarone, posato il ponte della ciclabile sulla ferrovia, come si può vedere da questo scatto, il varo è avvenuto in notturna. Siamo a Selva di Cadore, 10.000 visitatori per i dinosauri, proseguiamo in questa direzione. Museo Cazzetta e Comune soddisfatti del successo di pubblico della nuova esposizione estiva. Agordo ruba dei superalcolici, altrimenti ti picchio, 2 si mettono nei guai. Taibon ricorda Gerardi Conedera, il prelato dei poveri degli Indios. Giovedì Libera organizza un incontro sul religioso di origini agordine. Un quarto di secolo fa venne ucciso a Città del Guatemala. Siamo a Cortina, verso i giochi. Cortina insiste per avere la pista di bob, Cesana mette sul piatto costi più bassi. Zaia e Lorenzi, rispettivamente presidente della Regione Veneto e sindaco del comune di Cortina, oggi alla fondazione. Noi torneremo a casa a mani vuote, Malagò. Non torneremo, a casa a mani vuote, Malagò. Il tema merita una riflessione. E a proposito della pista da bob, ritardi, la colpa è di altri. Malagò respinge le critiche. Il numero 1 del Comitato Olimpico punta il dito sulla Simico. L'approfondimento a pagina 27. Ed ecco la notizia che ha aperto l'edizione di oggi del Corriere delle Alpi. A Ronzo di Cadore, strada delle Tre Cime da record, entrate in cassa oltre 3 milioni di euro, casello ancora aperto fino al 5 novembre, ma le entrate superano già le previsioni. Il sindaco Vecellio Galeno, ragioniamo sulla viabilità per azzerare le code. Anche il Corriere delle Alpi dedica spazio alla morte di Gianni D'Adeppo, era sopravvissuto a Mattmark il 30 agosto del 65, si salvò per pochi minuti dalla valanga in Svizzera, non mancava mai alle commemorazioni del disastro assieme all'ABM. Santo Stefano di Cadore, alla Galleria di Lasti i lavori continueranno per un'altra settimana. San Vito fermato dalla polizia, io sono un animale. Siamo arrivati alla pagina dedicata alla cultura e alla società. In libreria, nelle fiabe di Andersen, il vero racconto è quello di un'esistenza gloriosa e sofferta, come una sirena. È il nuovo romanzo di Giovanni Montanaro, storia di un uomo di cui tutti conoscono il nome, ma pochi il lato più intimo. Dalla rubrica Giorno e Notte, Filippo Caccam, un insegnante disperato, benvenuti nel più grande collegio docenti. Giovedì al Teatro Comunale lo spettacolo Telchi Filippo per la stagione Pensieri e Parole di Scoppio Spettacolo. Da venerdì a domenica Lamon, Festival d'arte per amore, poesia e musica a favore delle scuole. E ancora a Borca di Cadore, weekend con Pulsar, tra mostre, performance, suoni e cibi sperimentali. E adesso passiamo allo sport, calcio Serie D, Dolomiti, tanti infortuni preoccupano più del primo KO. Incerto recupero di Caprioni, Grieco da valutare, out Yabre e Thomas Cossalter, Piazzi per l'attaccante, speriamo un rientro possa esserci prima di un mese. Belluno tra KO e mercato, notizia che riguarda invece la pallavolo, Colussi ha funzionato la trappola del Garlasco, difficile sostituire Reyes, il tecnico autocritico senza Mozzato in difficoltà, al centro va migliorata l'intesa dell'alzatore Maccabruni con Antonacci. Hockey Alps League, Cortina oggi a Bregenswalda, caccia della quinta vittoria. E ancora continuiamo con lo sport, Hockey De Val a Feltre grandi emozioni, Alleghe alla pari delle più forti. Altre due notizie che riguardano l'Hockey Under 19, Cortina Alleghe ancora a segno un altro KO del Padova Zoldo. Hockey Under 16, Zoldo Cadore, primo successo, Cortina Alleghe KO ad Asiago.
Ciclismo De Cassano, un pezzo di bellunese nel professionismo, i portacolori della Eolo Cometa abita a Verona, ma il padre di Sedico, da esordiente, avevo vinto a Tomo e a Seren del Grappa. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani: nuvolosità variabile più consistente in montagna, alternata a tratti di cielo sereno, possibili nubi basse nelle ore più fredde. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belun. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.